Eh sì, del nostro Peppino possiamo dire che è stato quasi un poeta contemporaneo, perché non è che ci abbiamo lasciato troppi anni fa, quindi abbiamo parlato di tante canzoni, ma dobbiamo ricordare anche che negli anni 70 lui portò in finalissima, ricordate la trasmissione, un disco per l'estate e una canzone intitolata Che Bucchiù, che poi ascolteremo più tardi, che piacque tanto al pubblico ed anche alla RAI, perché nacque un concerto per Napoli proprio in RAI. Nel 1975 altro grande successo, la scrisse con il maestro Alberto Sciotti, e saluto i familiari, Anna e Antonio, la signora, alla moglie, la signora Cecere. E quindi questa canzone si intitolava e si intitola Carrettino Siciliano. Lui la affidò a Tony Bruni, che la portò in giro per il mondo ottenendo un grande successo. Era molto devoto alla Madonna del Carmine, come dicevo prima Peppino Russo, che partecipò all'inaugurazione dopo i lavori di riassestamento, dopo i danni subiti con lo scoppio della nave. E allora la Madonna del Carmine, diciamo, dove si recava molto spesso in questa chiesa, pensate che a sue spese, quando ci andava, andava dai fedeli e a sue spese, dicevo, faceva distribuire dei biglietti con le sue poesie. E quindi quando si andava per fare la questa, queste persone che andavano per la questa durante la messa, offrivano anche un biglietto della poesia di Peppino Russo. Lui venne invitato anche a chiudere i festeggiamenti a New York, la famosa ricorrenza per il nostro santo protettore di Napoli, San Gennaro. Quindi quando arrivò Peppino Russo in America fu accolto da una grande folla, sia di italiani che americani. Durante il viaggio lui scrisse la poesia a San Gennaro. Adesso una nota triste. Nel 1974 al caro Peppino venne diagnosticata un aneurisma all'aorta addominale, un qualche cosa che molto difficilmente si supera. E va bene, lui, grazie alla sua mamma Napoli, grazie ai medici, ci fu questo intervento e riuscì benissimo. E Peppino visse ancora a lungo, scrivendo ancora tante canzoni e tante belle poesie, grazie al nostro Signore. Pare un prevede stasera, come sto orando. Però io mi ricordo proprio Peppino che era un grande parlatore. Anzi, quando veniva a delle cerimonie, no? Che lui prendeva la parola, non la finiva più, se diceva maestro è tardi, dobbiamo andarci. Lui con quel fervore, con quell'amore per la sua mamma Napoli, parlava di Napoli e delle sue canzoni. Ora ascolteremo dalla voce della signora Rita Siani una canzone meravigliosa. Una canzone che si ricorda quando molti l'ascoltano e la cantano e proferiscono questa bella parola, la più bella parola del mondo, mamma. Fornetta l'amore, un'amica che sa se va bene, mo torna la retta sto cuore, mo torna che niente nato te, mamma. Se vas nel labbro tue vote per dicere mamma, cuore non può tutto l'oro del mondo fa cuore una mamma, mamma. E mentre te chiama se vas nel labbro due volte per dicere mamma. L'amore se sposa rimane, un'amica non era sincera, non
vas nel labbra due volte per dire mamma, cuore, un po' tutto l'oro mondo fa cuore la mamma, mamma, e mentre te vas sti labbra due volte per dire mamma. Se vas nel labbra due volte per dire